Nel nuovo governo giallorosso tra ministri, viceministri e sottosegretari, la Liguria può contare su una sola persona che dovrà fare da sintesi tra le richieste del territorio e le esigenze governative. Si tratta di Roberto Traversi, deputato chiavarese del Movimento 5 Stelle e neo sottosegretario al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Roberto Traversi, che è nostro ospite qui su Babbo Leo News. Ben trovato. Grazie, intanto grazie per l'invito e complimenti per l'ottima informazione che prestate. Grazie. Iniziamo dalla stringente attualità, in qualche modo inerente anche alle infrastrutture e ai trasporti, il Salone Nautico che è inaugurato questa mattina a Genova. Quali indicazioni arrivano dal settore della nautica e quali risposte invece come governo avete intenzione di dare al settore? La nautica è fondamentale anche per la Liguria, oltre che per l'Italia, quindi per me è stato un orgoglio iniziare l'attività appena nominato da pochissimi giorni proprio con Genova e proprio con il Salone Nautico. Sicuramente è sicuramente una parte fondamentale della nostra attività, perché abbiamo anche visto oggi nell'inaugurazione quanto i dati siano importanti del settore della nautica, sia come addetti che come indotto, quindi sicuramente andrà aiutato e con le proposte legislative bisognerà sicuramente tendere un orecchio a tutto questo sistema. E è stato bello leggere già dei grandi numeri che la città di Genova conserva anche dietro questa manifestazione che tra l'altro è arrivata al 59esimo evento. Già guarda al 60esimo, però si capisce già la storia che il Salone Nautico ha offerto alla città e come sia importante come semplice manifestazione. Faccio una premessa tornando un pelo indietro: sicuramente io dovrò alzare l'orgoglio del nostro territorio, è un onore per me, ma è un grandissimo onere, però ricordo che ho avuto questa delega come sottosegretario alle infrastrutture che naturalmente riguarda tutta l'Italia e questo è una prima premessa. Poi bisogna anche specificare che questa delega comporta un grandissimo impegno sotto tantissimi settori, perché il nostro ministero va a toccare tantissimi punti. Si parla appunto dalla gestione dei porti, si parla delle infrastrutture, si parla delle ferrovie, si parla dell'edilizia, lavori pubblici, e quindi in qualità di architetto cercherò anche di dare un contributo valido per quanto riguarda lavori pubblici, contratti di appalti. Ci sono tantissime sfide che il nostro paese deve affrontare e deve superare nel migliore dei modi. Arrivando dalla professione capisco anche quanto sia difficile lavorare in Italia per la burocrazia, quindi è una sfida titanica, però ovviamente metterò a disposizione tutta la mia passione per portare dei risultati a casa per la nazione. Quando si è in Liguria e si parla di infrastrutture da almeno una ventina d'anni, anche di più, si parla quasi solo ed esclusivamente della Gronda. In realtà si parla di Gronda e Terzo Valico poi magari ne parliamo più avanti, ma sembrerebbe essere delineato il tracciato. Per la Gronda invece lei si trova al centro di due fuochi. Il ministro di riferimento Paola De Micheli del MIT, il governatore Toti, il sindaco Bucci, PD e centrodestra vogliono fare la Gronda quella di Autostrade, già approvata e pronta ad essere cantierizzata. Il suo partito, invece, il Movimento 5 Stelle, propone una Gronda alternativa con un tracciato diverso, costi inferiori, tempi anche, dicono, inferiori. Come si può trovare un punto di incontro tra due posizioni così in antitesi? Secondo lei per quale parteggio io? Penso alla seconda, ma che forse dovrà provare la prima. Certo, ma adesso innanzitutto va fatta una riflessione, un po' ampio raggio, nel senso che quando Beppe Grillo ha aperto al PD questa proposta, l'ha fatta con parole molto importanti e sono state parole rivolte dicendo appunto sediamoci a un tavolo e pensiamo al futuro. Quindi questo invito che è stato accolto dal PD è stato accolto anche sotto determinati argomenti, che sono quelli di fare anche delle opere utili, perché ha premesso che, parlando ovviamente il riferimento era la TAV, però il riferimento era: è inutile che al giorno d'oggi invece di parlare di futuro si parla di fare buchi inutili nelle montagne. Ho fatto questa premessa che non è inutile, perché ovviamente innesca tanti processi mentali anche, perché stiamo parlando di opere come appunto che sia il TAV, che sia il Terzo Valico, che sia la Gronda,
appunto pensate tanti anni fa. In realtà su un porto che doveva svilupparsi, su un progresso, la Genova era quella ridente, meravigliosa, cioè meravigliosa in un certo senso, era quella che lavorava, però quella del porto, dei fumi, però era un'altra visione del mondo. Adesso sono cambiate un po' di cose, perché semplicemente andando ad analizzare cosa in termini demografici è successo alla nostra città, ci accorgeremo subito che abbiamo perso più di 300.000 abitanti in 30 anni. Quindi questo fa già capire a volte come sia importante riflettere e ragionare su cosa si andrà a costruire, non solo per i nostri figli, ma anche insomma per le future generazioni. E quindi questa è la prima parte di progettualità che chiedo io anche al PD, nel senso che con un terzo valico che noi stessi abbiamo migliorato, perché adesso lo vorremmo portare dentro il porto con un pochettino più di visione appunto del futuro, e vorremmo portare nel retroporto a lavorare anche a Alessandria. Quindi un terzo valico che arriva al porto, un ribaltamento a mare che è possibile farlo appunto nella zona costiera, e un ponte Morandi che, come ho detto precedentemente, forse sarebbe stato più utile a 3 corsie dagli studi anche che abbiamo fatto, però va bene, però ritornerà il ponte utile ovviamente a ricollegarci con dalla Liguria alla Francia e tutto il nord Italia. A mio avviso semplicemente dando in prima battuta sviluppo a quella parte nella quale diciamo che le due formazioni politiche sono d'accordo, perché la parte diciamo a levante, quella che noi parliamo della Gronda dei Genovesi, è identica a quella che è stata progettata diciamo dai Benetton. Parliamo quindi del raddoppio dell'A7 in primo luogo, poi da Campi. Qui la diversità, anziché andare tutto dentro le montagne fino a Voltri, si andrebbe con un tunnel sotto, esatto, fino all'altezza dell'aeroporto, e poi lì ci sarebbe il prolungamento dell'attuale Guido Rossa verso ponente, anche qui con un tunnel, quindi passando non sopra le case, attorno, ma tutto coperto. Certo, tutto coperto. A mio avviso non è un modo stolto di guardare la città, non è un modo a prioristico di dire no alle grandi opere, perché noi abbiamo progettato una condizione diversa di aggirare questo problema. E è una situazione sicuramente molto più ambientale, perché non andiamo a bucare le montagne mentifere, non andiamo a fare tutti quei cavalcavia, tutti quei buchi nelle montagne che appunto vedremo a mio avviso fra 30 anni, e questa sembrava una soluzione più diretta, ma non è una così a mettersi con la carta e penna su un foglio e giocare. È stato uno studio condotto studiando appunto tutti i flussi di traffico, impedendo un'arteria di funzionare e vedere cosa succede all'altra. Insomma, sono stati condotti degli studi che ci portano a presentare un progetto al ministro, nel quale io chiedo semplicemente di ragionare, al di là di correre in modo stolto in un certo senso e trovarci magari fra 30 anni una cosa che non serve a nulla. Le faccio solo l'appunto che immagino le avranno già fatto o che le faranno. Magari è anche più bella questa Gronda che proponete, però quella di Autostrade per l'Italia, un progetto del 2002 che potrebbe vedere la luce dopo 18 anni nel 2020, se oggi iniziassimo a ragionare di un altro progetto dovrebbero passare altri 20 anni per vedere i cantieri. Si può in qualche modo dire no, facciamone un'alternativa ma blindando i tempi, entro tot anni, quelli che servono, si fa e non si può andare oltre, per dare una risposta ad esempio a chi pensa che sia solo un modo di buttare la palla più lontano e posticipare il problema. Problema e opportunità. Certo, avendo una parte subito cantierabile, insomma, si butta la palla ma non tanto lontano, nel senso che quindi una parte potrebbe iniziare e potrebbe dare già dei riscontri sul traffico ben visibili a tutti, quindi quello è il discorso preordinario, direi. Perché lei dice, qualora si trovasse, comunque bisognerà trovare anche se sarà la società Autostrade, immagino di no, anche con il discorso delle concessioni, la società che si farà carico di questa nuova infrastruttura troverebbe già tutte le autorizzazioni per partire dalla parte di Levante già autorizzata, raddoppio dell'A7. Forse in stralcio e lotti, questo andrò sicuramente a informarmi, cioè sono un tecnico, però ovviamente il confronto col Ministero sarà fondamentale per capire questa cosa, però se questo è possibile, poi a mio avviso non è un fatto da poco verificare se questa revoca porterà delle conseguenze relative anche a chi farà l'opera, quindi, e chi dovrà gestirla. Secondo me il primo fatto da decidere è sicuramente quello. Noi come politici abbiamo dato una linea ben precisa per il rispetto
delle vittime e per il rispetto dei cittadini di Genova, che hanno subito un affronto incredibile, che non è un semplice affronto da dire che brutto momento che abbiamo vissuto, ma tante attività sono andate in crisi, i nostri trasferimenti non sono più semplici come prima, quindi sicuramente c'è stato inibito per diversi anni di vivere degnamente la nostra città, i nostri trasferimenti. Quindi partendo da tutti questi aspetti, sicuramente io una revoca non faticherei da politico a giudicarla come una cosa negativa. E naturalmente però poi l'Avvocatura dello Stato dovrà intervenire chi deve intervenire, perché non è un politico che può stracciare un pezzo di carta e far sì che accordi e contraccordi possano essere buttati via in un minuto. Però la nostra volontà politica è forte. Il Premier in aula ha parlato sia di revoca che di gronda. C'è un interessante articolo ancora oggi sul Fatto Quotidiano che le rende conseguenziali, quindi non la farei così semplice a dire la gronda parte domani, perché secondo me non è neanche così. Però quello che dico io è ragioniamo una volta per i cittadini. A me fa un po' paura sempre questo modo di vedere la politica come sì, no, sì, e mai parlare di progettualità. Un po' da tifo da stadio. Sì, è incredibile. Cioè, anche sul Salone Nautico potrei farvi un esempio, perché stava scadendo quella che era la proroga che abbiamo portato l'ultimo giorno in aula prima dell'estate, e in quella sempre visione da stadio qualcheduno era pronto a far slittare quel voto. Quindi per dire per semplice tifo da stadio poter dire sono stati loro, si andava a dare un danno incredibile anche al Salone Nautico e tutto quello che consegue dalle dichiarazioni che stiamo facendo in questi giorni. Quindi a volte io preferirei parlare di temi. Purtroppo non sono un politico e mi ritrovo con un ruolo così prestigioso del quale, ripeto, sono onorato, però mi spiace sempre riscontrare a volte dei politici che non parlano di temi, ma parlano appunto di posti, poltrone, io prendo questo, tu prendi quello. A me questa cosa non piace e se vedo che poi è questa quella predominante, io farò un passo indietro e tornerò a fare quello che facevo. Non è un problema neanche quello, però mi spiace vedere come non ci sia una progettualità, ma si viva alla giornata, ed è difficile alla giornata vivere e programmare. Abbiamo ancora pochi secondi, le chiedo solo un flash, poi approfondiremo in un'altra occasione. Lei è del Levante, di Chiavari, ho ricordato, tunnel della Fontana Buona, torna nell'agenda del Ministero o è un tema che i suoi concittadini dovranno mettersi il cuore in pace? Sì, sul tunnel anche lì siamo stati chiari, nel senso che quella addirittura è un'opera che non ha mai avuto oppositori, diciamo, al di là poi dove questi detriti presi, fatti, quella non è neanche un monte mamtifero, quindi ha sicuramente meno problemi della Gronda. È un tunnel molto più ridotto. Il discorso è che costa veramente tanto, quindi le discussioni nascono solo per questo motivo: dove possono essere prese le risorse, chi le dovrà mettere. A livello di Fontana Buona, io appunto nella vita precedente, non è passato molto, però ero nelle commissioni paesaggio di Cicagna e coprivo 3 comuni, quindi è un territorio al quale tengo molto. L'ho visto ogni giorno perdere, diciamo, tutte le forze delle quali fino a 20 anni fa disponeva, perché c'erano ingenti capacità lavorative che venivano fornite da quel territorio. Aver visto l'Ardesia piano piano, insomma, cessare in quelle cave di lavorare, però c'erano tantissimi capannoni, merita anche quella zona sicuramente la dignità, perché è uno sfogo non solo per la città di Rapallo. Io infatti nella premessa ho detto, quando si guarda un po' la costi-benefici, la Fontana Buona magari può non avere tutti quei cittadini e quei residenti, però Rapallo e Santa Margherita verrebbero nobilitate nel loro entroterra, quindi quello è utile a tutti. Grazie per essere stato con noi, l'onorevole Roberto Traversi. Grazie a voi per l'attenzione. Matteo Agnoletto, Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria?